Buongiorno a tutti e bentrovati anche in questo sabato 17 ottobre. A farvi compagnia oggi ci sono io, Martina Rolon, e andremo come al solito a leggere alcune delle principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Questa è la rassegna stampa di Radio Piave in Blu dagli studi di Belluno. Partiamo con il Gazzettino nella giornata di oggi. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica coronavirus e alla decisione delle case di riposo di tornare a chiudere. Le case di riposo tornano a chiudere, si legge infatti nel titolone. In provincia quasi tutte hanno deciso di sospendere le visite dei familiari, colloqui possibili soltanto con le videochiamate. Aumentate le spese per attrezzature, Ponte nelle Alpi è in crisi, il sindaco anche altre nella nostra situazione. Andremo poi a leggere l'approfondimento che è a cura di Federica Fante. Per quanto riguarda gli ospedali, medicina sbarrata anche a Pieve. Dopo la chirurgia del San Martino di Belluno e la medicina del Santa Maria del Prato di Feltre, da ieri porte sbarrate anche alla medicina dell'ospedale di Pieve di Cadore. Nel reparto i positivi erano in 12 tra medici, infermieri e pazienti, quindi anche in questo caso l'attività si è fermata per evitare nuovi ingressi e il diffondersi del contagio. Sempre parlando di coronavirus, in questo caso nell'ambito scuola, lezione da casa per 3 sezioni del Follador di Agordo. Vanno tutti a una festa, 8 contagiati in classe. Una festa privata dove si usavano poche protezioni, costata la chiusura in questo caso di una classe all'Istituto Calvi di Belluno. Ben 8 i positivi, 3 anche le classi chiuse al Follador di Agordo. Per il resto la scuola ha retto bene. L'articolo è un approfondimento di Giovanni Santin. E ancora altri lanci dalla prima del Gazzettino. Trasporti per quanto riguarda Dolomiti Bus che si prepara ad aumentare le corse anche per far fronte appunto alla diffusione del coronavirus. A Cortina il sindaco dice più tamponi e molti sono asintomatici. Il numero dei positivi al Covid-19 di Cortina cresce, ma non ci saranno restrizioni locali oltre a quelle governative. Ieri mattina il sindaco ha parlato di 18 nuovi casi in 2 giorni che portano i contagiati a 130. Una situazione numericamente paragonabile a quella di marzo, dice il sindaco, con la differenza che si fanno più tamponi e la quasi totalità è asintomatico. Ricordiamo infatti che rispetto a marzo appunto la quantità di tamponi è molto più elevata. Taglio basso di pagina, in questo caso cambiamo argomento. Altra aggressione, il lupo arriva alle porte di Feltre, a qualche centinaio di metri dal campus universitario. Nessuna paura di avvicinarsi alle case, a nulla sono valse le reti antipredazione installate dai proprietari dell'azienda agricola Telva, i cui animali sono stati vittime dell'aggressione. Il grande predatore colpisce e sbrana 3 pecore e ne mette in fuga almeno 5. Una di queste è stata avvistata sotto la panoramica, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri che l'hanno rinchiusa nel centralissimo parco della Rimembranza fino all'arrivo dei veterinari. Quindi il lupo arriva proprio alle porte di Feltre, vicino alle case. L'articolo è di Eleonora Scarton. E poi c'è una notizia che ha cominciato a diffondersi anche sui social nella giornata di ieri. Ad Agordo, pugni, calci e cocci di vetro in piazza, denunciati 3 responsabili della rissa. Andremo a leggere poi l'articolo. Partiamo con la notizia con cui abbiamo aperto oggi la rassegna stampa. Case di riposo, stop alle visite dei parenti. I dirigenti: abbiamo arginato il contagio, ma sono necessarie misure più strette. Operatori in quarantena alla Gaggialante e a Ponte nelle Alpi. L'articolo è di Federica Fante. Le case di riposo bellunesi sospendono le visite ai familiari per organizzarsi con le nuove disposizioni, serve del tempo. Alla RSA Angelo Maioni di Cortina d'Ampezzo si è registrato un nuovo decesso, si tratta di un 88enne che era ricoverato all'ospedale di Belluno. I positivi sono 38 tra gli ospiti e 21 tra gli operatori, i decessi salgono a 7. L'amministratore Paolo Stocco afferma che 2 infermieri torneranno al lavoro domani dopo essersi negativizzati. Da Casa Caritas di Lamon, la presidente del CDA, Donatella Boldo, fa sapere che a seguito di attività di screening, sabato 10 ottobre sono stati intercettati 3 casi di positività tra personale della cucina subito posti in isolamento domiciliare. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS sono state attivate le procedure regionali per il contenimento del contagio. Da qui ai prossimi 10 giorni continuerà l'attività di screening ogni 5 giorni, spiegano Boldo e il direttore Giampaolo Sommariva. Grazie alle misure messe in campo l'emergenza può dirsi sotto controllo, sebbene rimangano alti i livelli di guardia.
Poi spostiamoci alla Valbelluna Servizi, dove Paolo Battocchio, che gestisce le case di riposo di Trichiana, Melle e Lentiai, parla di una situazione stabile e le visite provvisoriamente sospese. La settimana prossima vedremo come organizzare i tamponi rapidi ai visitatori. Il vice sindaco di Longarone rassicura: da noi la situazione è ancora per fortuna tranquilla. Per quanto riguarda Belluno, la Gaggialante, per cui risponde l'amministratore di Sersa Paolo Santesso, al momento non c'è alcun positivo, ma ci sono 3 operatori a casa in quarantena. Le visite sono sospese, ma è una decisione presa solo per poterci organizzare, serve personale del settore educativo, mentre per i test rapidi ai parenti serve del personale infermieristico, ha spiegato Santesso. L'amministratore di Asca, siamo in Agordino, Maria Chiara Santin, racconta che i contatti con i familiari avvengono attraverso videochiamate, con l'eccezione delle situazioni nelle quali la gravità della salute dell'anziano prevede l'accesso nelle strutture del familiare, e a Ponte nelle Alpi sono 15 gli ospiti contagiati e 8 gli operatori in quarantena. Il sindaco Paolo Vendramini afferma che i casi attualmente sono rimasti stabili, non è una notizia che ci rallegri o ci faccia respirare, manteniamo l'attenzione massima sui dirigenti, infermieri, operatori e medici. La problematica per Ponte è che la nostra casa di riposo ha spese maggiori. La preoccupazione di non riuscire a coprire le spese la porteremo alla conferenza dei sindaci. In Alpago il sindaco Umberto Soccalla a dire che la situazione, in base alle notizie di cui dispone, è sotto controllo. Unica precauzione nella casa di riposo di Puos è appunto la sospensione delle visite. E c'è poi un articolo collegato nel taglio basso di pagina a firma di Alessia Trentin, che parla di Dolomiti Bus: se cambia il limite dovrà assumere personale. Il controllo è continuo, ma se la soglia dell'80% dovesse essere abbassata, allora sarebbe un problema. Ricordiamo infatti che allo stato attuale gli autobus possono essere colmati, riempiti solo fino a un massimo dell'80%. È tutta questione di numeri e di percentuali e l'equilibrio è precario. Vista la diffusione del coronavirus, il futuro di Dolomiti Bus è in qualche modo appeso ai prossimi decreti del governo, perché se la capienza dei mezzi pubblici dovesse essere abbassata sotto l'80%, allora il servizio in provincia si dovrebbe riorganizzare. Infatti servirebbero ovviamente più autobus e anche più personale, più autisti. Per ora il servizio è gestibile, spiega il consigliere provinciale con delega ai trasporti Dario Scopelle, perché la capienza all'80% permette di dare risposta a tutta l'utenza, salvo nelle fasce di maggior richiesta. Se si dovesse abbassare il numero di posti consentiti, allora si dovranno mettere su strada più bus, assicurare più autisti e più personale in generale. Questo è ovvio. Da settembre sono stati messi su strada ogni giorno 7 mezzi in più per un totale di 28 corse, prosegue il consigliere, implementate negli orari e nelle tratte con maggiore concentrazione, ma non è detto che la situazione resti com'è, potrebbe infatti cambiare. E poi un'altra notizia che leggevamo prima nella copertina del Gazzettino di Belluno, l'articolo a firma di Giovanni Santin. Andiamo alla festa, contagiati 8 studenti in una classe del Calvi. È l'unico focolaio negli istituti bellunesi, che per il resto hanno retto bene, 2 i casi a Reniere e 1 al Galilei. Per 8 degli 11 studenti dell'Istituto Calvi di Belluno, che in questo momento sono ancora positivi al Covid-19, il focolaio sarebbe stata una festa a cui hanno partecipato nei giorni scorsi. A confermarlo è la dirigente Renata Dalfarra. Nella curva del Covid che sta salendo sono naturalmente coinvolte anche le scuole, ma il caso del Calvi con la festa Galeotta confermerebbe che le misure messe a punto dai presidi nel corso dell'estate stanno funzionando. All'Istituto Calvi, intanto, nell'attesa di terminare le procedure per l'iscrizione di tutti gli utenti a G Suite, la piattaforma di Google, le lezioni a distanza vengono effettuate su Skype. E nella vicina sede dei licei Renieri in questo momento i positivi sono 2 e tutti i loro compagni e i loro insegnanti sono stati sottoposti al tampone rapido, che ha dato esito negativo, e per cui tutte le classi stanno frequentando regolarmente la didattica in presenza. A casa ci sono invece 3 classi dell'Istituto Follador di Agordo, lo si legge sul sito della scuola, e è il dirigente scolastico Claudio Magalini a spiegare che è una decisione che abbiamo assunto noi come scuole in assoluta autonomia per garantire una sicurezza massima. Nella città capoluogo nessun caso di studenti, insegnanti o personale ATA positivi, né alcuna classe in quarantena al Catullo, al Liti Segato, al professionale Brustolon e al liceo classico scientifico Lollino, dove pure sono stati eseguiti 20 tamponi con esito negativo. Buone notizie anche dall'alberghiero Dolomie di Longarone, dove il convitto è stato riaperto da martedì e le 2 classi in quarantena nei giorni scorsi sono risultate tutte negative, quindi sono rientrate in aula. La situazione quindi del mondo della scuola è sotto
è sotto controllo e speriamo che continui ad essere così. Continuiamo a parlare di Covid. Chiusa la medicina di Pieve, la positività nel reparto Cadorino di 12 persone tra medici, pazienti e infermieri ha costretto l'ULSS allo stop. Dai tamponi eseguiti nelle ultime ore il Dipartimento di Prevenzione ha trovato altre 62 persone con il virus. Stiamo tornando ai livelli di marzo e mancano all'appello 100 operatori sanitari. La preoccupazione di Gianluigi Della Giacomo, segretario generale Funzione Pubblica CGIL, è condivisibile, non solo per il numero dei contagi che non vuole diminuire e che anzi ha già superato i 60 casi al giorno solo in provincia di Belluno, ma anche per ciò che sta accadendo negli ospedali dell'ULSS 1 Dolomiti. L'articolo è di Davide Piol. Ci sono i reparti chiusi, partiamo da Belluno, la notizia dei giorni scorsi: a San Martino è stato sospeso per 10 giorni il blocco chirurgico che comprende chirurgia, urologia e nefrologia, congelata l'attività programmata, garantita l'emergenza, dirottata l'urgenza a Feltre. Ieri l'azienda sanitaria ha comunicato che è in corso di attivazione un'ulteriore area di degenza a bassa intensità al terzo piano del blocco medico che si aggiunge all'attuale area subintensiva nei reparti di malattie infettive e pneumologia Covid. Inoltre, le unità operative di geriatria, oncologia e pneumologia no Covid sono state trasferite al terzo piano del blocco chirurgico lato est. A Feltre invece sono stati sospesi i ricoveri programmati di medicina e la stessa cosa è capitata ieri all'ospedale di Pieve, una rivoluzione che soprattutto di questi tempi non è di certo passata inosservata. E Della Giacomo della CGIL dice che si è avverato quello che avevo detto: il vero problema è la sospensione dei ricoveri di medicina. Se il personale sanitario si ammala, infatti, viene messo a casa e non abbiamo chi lo sostituisce. La regione non ha più autorizzato l'extra turnover e se salta un turno salta tutto il reparto. È quello che è successo all'ospedale di Pieve di Cadore, dove i positivi ancora giovedì erano 12. I 6 casi scoperti tra medici e infermieri di medicina hanno provocato la sospensione dell'intero reparto. La colpa non è del nostro dirigente sanitario, dice il sindacalista. Quest'estate non si sono voluti assumere infermieri e OSS in più perché ovviamente hanno un costo e questo è il risultato. Di conseguenza si spremono sempre gli stessi limoni, tra virgolette, a cui stanno bloccando di nuovo le ferie. Cambiamo argomento e andiamo a parlare del lupo. Lo leggevamo prima in copertina: pecora in città per sfuggire ai lupi, nella notte l'assalto del branco all'azienda agricola Telva, sbranati 3 capi, 5 dispersi, uno scappa sulla feltrina. I carabinieri hanno poi isolato al Parco della Rimembranza l'animale, contattando quindi il proprietario Teddy Bonan. Il lupo colpisce sul Telva, nessuna paura di avvicinarsi alle case, nessuna paura delle reti antilupo installate dai proprietari dell'azienda agricola che prende il nome dal monte in cui ha sede. Come dicevamo, l'aggressione è avvenuta nella notte con sbranati 3 capi, 5 dispersi e uno di questi è scappato sulla feltrina. L'allevatore ha posto in essere tutte le misure per evitare che accadessero episodi simili, ma il lupo non si è preoccupato e ha trovato comunque il modo di entrare. È davvero triste vedere come queste pecore sono state ridotte, non è accettabile una cosa del genere in un luogo centrale e tra l'altro vicino a un'abitazione ben illuminata, si legge nell'articolo che ha firma di Eleonora Scarton. Sono molto preoccupato perché se adesso hanno preso le pecore, fra qualche giorno potrebbero tornare a sbannare una manza e il valore di questa chiaramente è maggiore rispetto a quella di una pecora, quindi forte la preoccupazione dell'allevatore. Per quanto riguarda sempre Feltre, si parla di quella che sarà la mostra dell'artigianato, una mostra mai vista prima, l'edizione numero 34 della grande festa dell'artigianato, iniziata ieri pomeriggio, unico evento, il concorso di forgiatura. I fabbri danno spettacolo in via Roma. I primi pezzi di ferro sono stati battuti, ha preso ufficialmente il via ieri, e per chi ci segue in video c'è anche una fotografia, la mostra dell'artigianato di Feltre, giunta all'edizione numero 34, un evento ridimensionato. Si terrà infatti solo il concorso di forgiatura che mette in palio il premio Carlo Rizzarda, che comunque ha un grande valore per la città e per tutto il mondo dell'artigianato. L'articolo è sempre di Eleonora Scarton. Ieri l'apertura ufficiale della mostra e gli artigiani saranno presenti per tutta la giornata di oggi, dalle 9 alle 22 e domani fino alle 12. Andiamo avanti e parliamo di una notizia che era già stata diffusa ieri. Siamo in questo caso a Longarone. La scuola Gonzaga è stata chiusa, servono 45 giorni per aggiustare il riscaldamento. Qui non si parla di Covid ma mancanza di riscaldamento. Le classi traslocano tra elementari e canonica, ordinata la nuova caldaia. L'articolo è di Giovanni Santin.
La scuola Gonzaga rimarrà chiusa per almeno un mese e mezzo e le lezioni si sposteranno tra la canonica e la scuola primaria. I tentativi fatti dalla ditta che ha in carico la caldaia della scuola media di Longarone non sono infatti andati a buon fine e allora il comune ha deciso di adottare il piano B, quello a cui era pronto nel caso appunto in cui l'intervento tecnico non fosse andato a buon fine. I fatti sono noti: dopo alcuni giorni di freddo così forte che qualche insegnante si è spinto Siso a consigliare ai ragazzi di portarsi le coperte da casa, la scuola media di Longarone è stata chiusa con ordinanza del sindaco Roberto Padrin e, come si diceva, i ragazzi saranno spostati in pressi provvisori. L'assessore Sacchetta ricostruisce la tempistica dei fatti. Nei mesi scorsi, con i dati che avevamo in mano, avevamo fatto una valutazione sulla situazione delle caldaie nei vari plessi e solo una, quella della primaria, è stata, e per solo quella è stata emersa l'urgenza di cambiarla. Invece per la secondaria di primo grado sembrava si potesse aspettare, ma così ovviamente non è stato. Andiamo in Agordino, la notizia la vedevamo prima: rissa in centro, 3 denunce, c'è anche una ragazza incinta. I carabinieri risalgono i responsabili del violento scontro in via Insurrezione, calci, pugni e spintoni a una bottigliata della donna che urlava "ammazzalo". Scene quindi, una situazione parecchio tesa. I carabinieri di Agordo hanno identificato e denunciato i responsabili della rissa avvenuta nel primo pomeriggio del 5 ottobre in centro ad Agordo, nei pressi del centro commerciale La Corte Agordina in via Insurrezione. Si tratta di 2 ragazzi di 29 e 36 anni residenti rispettivamente ad Agordo e Vallada Agordina e di una ragazza 26enne di Agordo in stato di gravidanza. Sono soggetti già noti, come spiega il sindaco Roberto Chissalè, già noti alle forze dell'ordine oltre che al comune. Ho visto il video e sono senza parole, ha commentato il sindaco. Mi spiace per gli agordini che per l'ennesima volta hanno dovuto assistere ad azioni indescrivibili. La situazione, voglio assicurare, è continuamente monitorata. Non è la prima volta che in quell'area si verificano scontri tra bande, tanto con l'uccisione di un cane, come si era verificato il 19 aprile del 2019. Intanto la gente protesta, specie i genitori non ci stanno a dover mandare i loro figli in quell'area di via Insurrezione dove sono costretti ad andare per prendere la corriera. Chiedono sicurezza e il diritto dei loro figli di non assistere a tanta gratuita violenza che getta cattiva luce su una comunità laboriosa e rispettosa delle regole. Prima di chiudere il Gazzettino e passare al Corriere delle Alpi, andiamo a leggere una notizia che riguarda la composizione della nuova giunta regionale. Andiamo a recuperare l'articolo. C'è stato infatti il consiglio a breve, insomma, ci sono già anche ufficialmente i nomi di quella che è la nuova giunta dopo le elezioni di settembre. Siamo a pagina 13 del Gazzettino del Nord-Est. Veneto, strappo ricucito, Zaia presenta la giunta. In serata chiarimento con Fratelli d'Italia, De Carlo, nessun incidente, solo confronto politico, pronti decreti di nomina di 10 assessori, consiglio convocato d'urgenza per mercoledì. Le scelte. Allora, saranno 5 le riconferme che vengono date per certe: il padovano Roberto Marcato, la vicentina Manuela Lanzarin, il bellunese Giampaolo Bottacin, la veronese Elisa De Berti e il polesano Cristiano Corazzari. Su Treviso raccontano di un forte pressing su Marzio Favero, a Venezia si parla dello iesolano Francesco Calzavara. 8 assessori, uno per ciascuna delle 7 province, tranne Vicenza, coperta da Donazzan e Lanzarin. E le altre 2 province che potrebbero raddoppiare la presenza in giunta: si parla di Verona, con il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, sponsorizzato, a quanto raccontano Palazzo Fini, da segretario della Lega Lorenzo Fontana. Il 10° posto in giunta, più che Padova con Fabrizio Boron, forse se lo gioca Venezia, dove non è ancora tramontata l'ipotesi di ripescare l'ex vicepresidente Gianluca Forcolin, non ricandidato per via del bonus dell'INPS. Se saranno questi gli assessori, in consiglio entreranno forse già mercoledì 9 nuovi consiglieri, i primi dei non eletti in ciascuna provincia. E poi c'è anche un chiarimento con lo strappo che ora è stato ricucito tra Lega e Fratelli d'Italia. Ora è tornato il sereno, si legge nell'articolo. Lo strappo di giovedì, quando i 5 fratelli non avevano votato né il presidente dell'Assemblea legislativa Roberto Ciambetti né il vicepresidente Nicola Finco, entrambi leghisti, pareva destinato a non avere soluzioni in tempi brevi, tanto più che Fratelli d'Italia non aveva accettato il posto di consolazione di consigliere segretario dell'ufficio
di presidenza e aveva investito della vicenda la leader nazionale Giorgia Meloni. Ieri mattina si è pure diffusa una nota secondo cui Fratelli d'Italia non avrebbe neanche più voluto il posto in giunta se Zaia non avesse scelto Daniele Polato, cioè il veronese che era stato proposto come vicepresidente del Consiglio, ma che la Lega non aveva accettato per via di una condanna in primo grado per firme false in ambito elettorale. Tutte voci che ben presto hanno perso consistenza, come ha confermato nel primo pomeriggio il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, senatore Luca De Carlo. Il partito ha rinnovato la fiducia a Zaia, anche se avremmo preferito essere rappresentati in ufficio di presidenza del Consiglio regionale. L'incidente quindi chiuso, non c'è mai stato un incidente, precisa De Carlo, è un confronto politico tra forze politiche. Dunque Fratelli d'Italia entrerà in giunta, a Zaia è stata confermata la rosa di nomi già presentata a suo tempo, ma tra Elisabetta Gardini e Raffaele Speranzone i pronostici danno come favorita la vicentina Elena Donazzan. Chiudiamo questo capitolo di politica e passiamo all'altro quotidiano della provincia di Belluno, Corriere delle Alpi. Andiamo alla copertina, alla prima pagina. Emergenza coronavirus, chiusure come in Comelico. In Veneto crescono i casi, la ricetta di Zaia, sì a lockdown chirurgici per arginare i contagi, nel bellunese ha funzionato. Lockdown chirurgici come in Comelico, i casi in Veneto aumentano e Zaia ha pronta la sua ricetta. Per quanto riguarda la situazione in provincia, lo leggevamo anche prima sul Gazzettino, nuovi contagi negli ospedali e muore un anziano. A Cortina, positività nel reparto di medicina di Pieve e nella pneumologia no Covid del San Martino. La foto di copertina è dedicata al Dolomiti Super Ski che presenta le regole per sciare in sicurezza, andremo a leggere l'articolo. E per quanto riguarda invece le Olimpiadi si cerca un manager per i cantieri della viabilità di Cortina 2026 e per Fonzaso, cambiando ancora notizia, firmata l'intesa per portare via parte dei rifiuti dalla sede SAP. Taglio basso di pagina, lo leggevamo prima sul Gazzettino, il ferro battuto torna ad animare il centro di Feltre con il concorso di forgiatura che caratterizzerà l'edizione di quest'anno della mostra dell'artigianato. Andiamo quindi all'interno per leggere quello che riguarda il Covid in Veneto. Aumentano i ricoveri, Zaia, chiusure mirate, occorre arginare la diffusione del virus. Il governatore rinnova l'appello alle mascherine salvavita e conferma le linee guida per bar, ristoranti e commercio. L'articolo è di Filippo Tosato. Oltre 8.300 i veneti contagiati, un picco sconosciuto persino nell'emergenza di primavera. Certo, la positività al test non è sinonimo di malattia ed è vero che i grandi numeri sono conseguenti alla moltiplicazione di tamponi molecolari e antigenici. Tuttavia la dinamica ascendente del virus è marcata e i ricoveri ospedalieri, pressoché azzerati nei mesi estivi, ora galoppano verso quota 400. Parliamo di dati veneti. Non badate ai negazionisti, ha detto Luca Zaia, all'allusione, manco a dirlo, corre alla mascherina, autentico mantra del governatore. È una preghiera che ripeterò fino allo stremo, non badate ai negazionisti, indossatela sempre o qui finisce male. Sto pensando ad ulteriori incentivi all'uso, anche se è paradossale impiegare tempo ed energie per promuovere un dispositivo salvavita semplice e indolore, quindi l'utilizzo della mascherina prima di tutto. Per quanto riguarda appunto le chiusure, la ricetta di cui parla Zaia è quella di chiusure chirurgiche contingentate, che possono quindi limitare la diffusione del virus. C'è un allarme che è quello della crescente pressione sugli ospedali. Al momento non esiste un'emergenza sanitaria, i ricoveri in terapia intensiva, meno di 50, occupano il 10% di posti letto di rianimazione attivi. Possiamo aumentarli in fretta a 800 e arrivare al tetto di 1000, ma stiamo parlando di scenari estremi. La verità è che vogliamo proteggere i reparti perché un afflusso incontrollato di pazienti Covid saturerebbe anche medicine, malattie infettive, pneumologie, cure semi-intensive, costringendoci, come già avvenuto, a sospendere le prestazioni ordinarie. Perciò, in via preventiva, è indispensabile frenare i contagi adottando i comportamenti responsabili, ha ribadito Zaia. Andiamo avanti
e leggiamo una pagina che è dedicata nello specifico alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 10, il focolaio autunnale. I sindaci del Comelico, chiusure giuste, così abbiamo limitato i troppi contagi. L'articolo di Stefano Vietina. Sta nuovo polacco convinto della bontà della decisione presa. Vogliamo arrivare all'inverno in buone condizioni. La strada segnata dal Comelico è quella giusta, parola di Luca Zaia nella conferenza stampa di ieri mattina, presidente della Regione Veneto, nell'ambito appunto di un ragionamento ampio sulle prospettive della lotta al Covid, ha infatti detto esplicitamente, tra l'altro, al momento non vedo l'opportunità di fare ulteriori provvedimenti restrittivi se non incentivare il controllo contro i negazionisti della mascherina. Sì ai mini lockdown, in Comelico ha funzionato. Sono parole che fanno piacere, commenta Marco Stanovo Polacco, sindaco di Comelico Superiore, e che confermano la correttezza della nostra reazione a presentarsi dei casi di positività. Una reazione, la nostra, tengo a precisarlo, pacata e consapevole nella gran parte della popolazione. Il problema della crescita dei casi di positività è chiaro. Noi abbiamo adottato misure ragionevoli una quindicina di giorni fa e adesso ci aspettiamo la conferma da parte dei numeri. 2 settimane fa, ricorda il sindaco, in accordo con la prefettura abbiamo deciso qualche limitazione aggiuntiva rispetto alle norme previste dal DPCM e dalle ordinanze regionali, ovvero l'obbligatorietà di tenere la mascherina anche all'aperto e la chiusura dei locali pubblici anticipata alle 22. Insomma, avete anticipato i tempi segnando la strada, chiede il giornalista, e Stanovo Polacco risponde: possiamo dire anche così. Come si spiega questo numero di positivi in Comelico? Il sindaco risponde nel modo più semplice e razionale: l'onda dei contagi sta crescendo in tutta Italia, tanto da toccare numeri simili adesso a quelli della primavera, anche se a fronte di molti più tamponi. Da noi in Comelico questa seconda ondata è semplicemente arrivata in anticipo, non è questione di territorio ma di tempi, tant'è che i numeri adesso stanno crescendo dappertutto. Dal canto suo, il sindaco di San Pietro di Cadore spiega che il lockdown nel Comelico non è stato e non è facile, ma si è trattato di un piccolo sacrificio in più necessario per preservare al meglio il nostro territorio da ulteriori contagi. E intanto Don Ivano Brambilla, che è positivo, il parroco decano positivo a Cortina, dice nessun problema per chi ha assistito alle messe. L'articolo è di Alessandra Segafredo. A Cortina i casi positivi intanto salgono a 110, circa la metà dei contagi è ancora riferibile alla casa di riposo, 15 positività invece coinvolgono i giocatori di hockey della Sportivi Ghiaccio, gli altri sono tutti contatti fra familiari ed amici. Don Ivano appunto rassicura: abbiamo sospeso le messe perché Don Giuseppe, che collabora con me, è in isolamento è in isolamento, spiega Don Ivano. Nel fine settimana saliranno alcuni sacerdoti bellunesi a celebrare e Don Ivano vuole rassicurare tutti i parrocchiani: in chiesa abbiamo sempre rispettato le regole e non ci sono problemi per chi ha assistito alle messe e le regole devono continuare a essere rispettate, come diceva appunto, come dice appunto il parroco. Nuovi contagi negli ospedali e l'ULSS ritocca il San Martino. Positività in medicina Pieve, un medico contagiato a Belluno in pneumologia, morto un ospite della casa di riposo di Cortina, ieri altri 62 casi in provincia. Il Corriere delle Alpi scrive appunto che è stato contagiato anche un medico di pneumologia del San Martino. I pazienti del reparto, che attualmente sono negativi in attesa delle dimissioni, sono stati collocati al terzo piano del blocco chirurgico assieme ai agenti di geriatria e oncologia. Vista la situazione, sono stati bloccati i ricoveri del reparto di pneumologia Covid fino a nuova di pneumologia no Covid fino a nuova disposizione. E sempre a San Martino, il 26 ottobre, saranno attivati 15 posti letto di chirurgia nell'ala ovest del terzo piano del blocco chirurgico. Fino ad allora le urgenze saranno prese in carico da Santa Maria del Prato, quindi alcuni ritocchi, come si legge nel titolo del Corriere delle Alpi, per arginare la diffusione del Covid all'interno degli ospedali. Andiamo avanti e ci spostiamo proprio alle pagine espressamente dedicate alla provincia di Belluno.
leggiamo l'articolo. Volevo arrivare all'articolo appunto che spiega come poter andare a sciare l'inverno al tempo del Covid, mascherina sotto il passamontagna, tutte le novità della stagione dello sci. L'articolo è di Francesco Dalmas, che ha intervistato il presidente di Dolomiti Superski Andy Varallo. Imperativo è evitare gli assembramenti alla partenza degli impianti. Il Covid non fermerà il circo bianco, almeno per il momento, anzi non è detto che in funivia o in telecabina si viaggi all'80% della capienza. Procedere con il contenimento rischierebbe di provocare assembramenti e code all'ingresso degli impianti. È una delle tante novità che Andy Varallo, presidente del Consorzio Dolomiti Superski, ha annunciato in una videochiamata con il condirettore Paolo Cagnan. Quindi le regole si dovrebbero definire su due livelli, spiega appunto Varallo. Da una parte parliamo dei modelli di garanzia e quindi delle attività di prevenzione svolte dalle società impiantistiche, e quindi in questo caso Dolomiti Superski si è adoperato per definire quali saranno i modelli di rimborso in caso di nuovo lockdown, così come dei progetti volti a minimizzare le possibilità che si vengano a creare assembramenti. E si parla quindi ad esempio dei momenti di utilizzazione delle vendite degli ski pass, della Ski Map, una cartina che permette di verificare l'utilizzazione, ovvero quante persone in quel momento stanno prendendo quell'impianto in base alla sua capacità di utilizzo. Poi ci sarà un altro livello, cercheremo di mettere in luce il calendario, cioè quali sono le settimane con maggior affluenza, cercando di sensibilizzare le aziende e anche i singoli utenti a prendersi le vacanze possibilmente all'infuori di questi periodi. Appunto in cui c'è maggiore capienza. La capienza sarà ridotta sugli impianti. Varallo dice che per il momento no, il nostro intento è quello di arrivare al 100%, perché, come si è anche potuto desumere oggi dai telegiornali, noi siamo convinti che il compito principale di noi impiantisti è quello di smistare il più in fretta possibile la clientela sulle piste da sci. Noi poi abbiamo due tipologie di veicoli, le seggiovie e le sciovie, che sono veicoli completamente aperti, e i veicoli chiusi, che riguardano in questo caso le cabinovie e le funivie. Ricordiamoci anche che questi ultimi possono essere arieggiati e siamo sempre nell'ordine di un trasporto dal tempo ridotto che va dai 5 agli 8 minuti, e quindi meno dei 15 minuti o dei 15 chilometri come previsto per il trasporto pubblico. Andiamo avanti, leggiamo la notizia che riguarda la zona SAP di Fonzaso. Accordo a 3 per bonificare la montagna di rifiuti alla SAP. Comune, province e curatore fallimentare hanno siglato una convenzione. Le somme delle fideiussioni finanzieranno le operazioni lavori al via in inverno. L'articolo è di Raffaele Scottini. Rimuovere durante l'inverno almeno una parte della montagna di rifiuti accumulati nel sito dello stabilimento SAP, ditta di cui il Tribunale di Belluno ha dichiarato il fallimento a marzo. È la speranza e allo stesso tempo l'obiettivo del sindaco di Fonzaso, Giorgio Slongo, tenuto conto della situazione in cui nel corso degli ultimi anni sono venute a trovarsi sotto il profilo ambientale le aree vicine all'impianto di stoccaggio alle porte della galleria di Pedesalto lungo la strada regionale 50. Nei giorni scorsi è stato fatto un passo cruciale con l'approvazione da parte della giunta comunale dello schema di convenzione tra il comune, la provincia e il curatore fallimentare per la realizzazione appunto degli interventi di ripristino ambientale dell'area. Quindi si prospettano buone notizie e novità positive appunto per la SAP, per la zona SAP. Leggiamo un'ultima notizia e poi chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna. Strada di Gilardone, circonvallazione attesa per capire chi aprirà i cantieri. Stiamo parlando dei lavori verso le Olimpiadi 2026. Per una volta non è tanto un problema di soldi ma di uomini. Padrin sollecita con forza la nomina di un commissario. 2 le principali opere infrastrutturali per le Olimpiadi a Cortina: la nuova strada di Girardone tra la direttrice del Falzarego e le piste e la circonvallazione esterna. L'intervento più costoso è quest'ultimo, 203 milioni. Le risorse ci sono. Il Veneto si è visto assegnare 325 milioni dalla legge olimpica, ma è evidente che non saranno sufficienti. Il problema in questo momento non è però tanto quello dei quattrini, bensì di chi dovrà occuparsi di questi cantieri. L'altro giorno il presidente della provincia, Roberto Padrin, ha chiesto con forza la nomina di un commissario.
commissario. Potrebbe essere lo stesso amministratore delegato della società che dovrà gestire strutturalmente tutte le opere, afferma l'onorevole Roger Demenech. Si tratterà ovviamente di un manager che però avrà poteri commissariali, quindi specie di semplificazione dei cantieri. L'amministratore delegato però ancora non c'è, mi auguro che venga nominato nelle prossime settimane perché effettivamente i tempi sono stretti. Per chi volesse approfondire, l'articolo è di Francesco Dalmas. E con questo articolo andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa di Radio Piave. Vi aspettiamo puntuali alle 8:30 lunedì mattina. Intanto un buon fine settimana a tutti e un sereno sabato. Grazie per l'ascolto, a prestissimo, arrivederci.